c'è il microfono disattivo. Ok, eccolo qua. Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è lunedì 11 aprile, ricominciamo la settimana. Vi ricordo a questo proposito gli appuntamenti, vabbè, questa sera, così come ogni lunedì alle 21:15 con la sottoscritta, mercoledì alle 18 con il Marietto Veneziano e poi di nuovo venerdì alle 21:15 sempre con la sottoscritta. Ben ritrovati, spero che stiate bene, vedo che ci sono appunto già degli amici collegati, qualcuno ha anche già scritto. E a proposito dello scrivere, delle domande, vi ricordo come formulare la vostra domanda, dovete indicare il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda mirata, quindi formulata in modo chiaro, preciso, con maggiori dettagli, il maggior numero di dettagli che vi è possibile indicare per questione di spazio nel commento, e se la domanda riguarda un'altra persona o la vostra relazione per esempio con un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Vi ricordo che se chiedete per esempio per questioni sentimentali dovete indicare se siete in coppia, se siete single, dovete indicare anche se l'altra persona è in coppia con qualcun altro o se è single, eccetera. Oppure se è una vostra frequentazione, nel senso che siete voi che vi state frequentando. È importante perché se si vedono delle figure gli si riesce a dare un ruolo nella faccenda, un ruolo che per voi possa essere il più chiaro possibile. Bene, ovviamente ho fatto come dire, un esempio sulle questioni sentimentali, ma possiamo rispondere a qualsiasi tipo di domanda. Vi ricordo infatti che, la domanda è la chiave di lettura per le Sibille e che quindi le Sibille non conoscono un tipo di limitazione per argomento, tranne, quello che diamo noi nel momento in cui chiediamo. Bene, allora grazie Baldo, mi fa piacere. Buonasera Pierluca, buonasera Anna, buonasera Roberta, buonasera Margherita. Dunque si vedono, come dicevo, alcune persone, ma prima di cominciare a rispondere, così lasciamo spazio anche ad altre persone, magari timide o che si aggiungono da adesso in avanti, di scrivere la loro domanda, ricordo alle persone che comunque per avere la risposta dovrete attendere qui con noi in nostra compagnia, perché se venite selezionati ma non date la conferma di essere presenti, si passa alla domanda successiva, quindi perdete l'opportunità di ricevere una risposta professionale, perché comunque è quello, cioè il tipo di stesa che facciamo durante la diretta, chiaramente con meno opzioni di come dire, è meno immediata l'interazione fra noi, proprio a causa dei tempi di differita, ma proprio per renderla il più simile possibile a quello che viene svolto in consulto privato, vi invitiamo a restare e compartecipare. E poi anche perché monologare mentre altri sono lì che aspettano il loro turno non è proprio il massimo. Allora vi ricordo comunque le solite cose. Vale a dire che ci trovate ovviamente, quando dico ci intendo il Marietto Veneziano e la sottoscritta, anche in consulti professionali privati, 20 € 45 minuti. Quello che vedete ora in sovraimpressione è il mio numero di telefono, ma vediamo se anche il Marietto mette il suo, che al momento non vedete ma c'è, è in regia, dunque si occupa lui di mettere in sovraimpressione le immagini, di far passare i testi a scorrimento. Vediamo se mette appunto anche il suo numero di telefono, così che possiate scegliere con chi effettuare il consulto. Vedete che scorre sotto la striscia. Pensavo mettessi un'immagine un po' più importante, va bene. Comunque lo vedete scorrere, Marietto Veneziano per consulti privati, bla bla bla. Allora, benissimo. Dunque, vi ricordo appunto che siamo professionisti e lo siamo da svariati anni. In effetti dal 2015 trovate il sito www.ilcapitano.altervista.org, questo sito che
ecco adesso vedete la home page, questo sito divulga gratuitamente la radionica dal 2015, appunto anno in cui ha visto la luce di internet e non solo, ovviamente si prepone intanto come luogo per gli appassionati della radionica, ma nel tempo abbiamo curato anche altre divulgazioni, tra cui per esempio la chiriologia, che è lo studio delle linee della mano e che da sempre affascina nell'immaginario zingaresco, perché comunque nella mano restano scritte molte informazioni, molte indicazioni, così come si possono leggere le iridi degli occhi anche per le questioni della salute o anche altri segni sul viso, comunque lasciamo molte tracce di quello che è il nostro vissuto e sicuramente la mano è un ambito molto interessante che, come vedete adesso in sovraimpressione è evidenziata la linea della vita e la sua durata che effettivamente può essere indagata così come è mostrato nell'immagine in sovraimpressione. Nel sito comunque trovate anche altre dispense di esoterismo, di cabala e di ermetismo, quindi andate a cercare, sicuramente troverete molto materiale che vi può accompagnare nel vostro percorso di approfondimento, di miglioramento e noi spesso lo definiamo di correzione perché è un lavoro importantissimo necessario a trovare un equilibrio ed è appunto il lavoro sul sé, sulla personalità e sull'addomesticamento dell'ego, perché contrariamente a quanto potete aver sentito altrove, l'ego non va distrutto, non va ucciso, l'ego è parte integrante del nostro percorso, ma va ricollocato e riaddestrato affinché non crei separazione fra la personalità e il divino. Dunque deve, come dire, pianificare e realizzare i progetti dell'anima e non governare come purtroppo spesso fa. Allora, ma nel sito trovate anche la sezione shop, come vedete in sovraimpressione questo è il nostro amuleto talismano sefirotico, è un ciondolo molto importante per noi perché intanto appartiene alla nostra tradizione e magari questo simbolo in questo momento non vi dice granché, ma io sono sicura che fra le molte persone che seguono i nostri canali e nel tempo le nostre dirette, anche magari successivamente alla diretta stessa, ci sono sicuramente gli appassionati di angelologia o gli amanti di quelli che sono gli angeli. Bene, sappiate che angeli è tra l'altro un termine riduttivo, si tratta in realtà di intelligenze divine. Gli angeli sono solo uno dei cori angelici e, oh, grazie Margherita, mi fa piacere, bellissimo, ritrovo questo, questo messaggio, mi fa tanto piacere. Buonasera Eva, ben ritrovata, ogni tanto torna anche lei a trovarci. Allora, vi dicevo, per gli appassionati di quelle che sono le intelligenze divine, allora sicuramente questo ciondolo fa per voi, perché in questo simbolo trovate veramente il contributo di tutte queste sfere e schiere angeliche, in quanto ognuno dei nomi che sono scritti lì in ebraico serve proprio a richiamare queste forze e ovviamente sono in equilibrio, quel grafico, quell'immagine, quel simbolo è apportatrice di grande equilibrio. E non solo, ovviamente è stato lavorato con la radiestesia e la radionica per potenziare questo ciondolo con la difesa. Con tutti quelli che sono i programmi di difesa ne abbiamo caricati ben 9 livelli, a partire dalla difesa del corpo fisico fino a difendere anche per attacchi occulti o comunque i nostri corpi sottili. Tra l'altro, ulteriormente, proprio per dare maggiore potenza a questo ciondolo, abbiamo anche elaborato quello che è il trattamento dei corpi sottili, il rilascio emozionale, il riequilibrio, la pulizia dell'aura e abbiamo messo anche un programma per il magnetismo umano che è preposto al recupero degli stati di salute e infine
abbiamo anche messo su un piccolo talismano di Giove, dunque è veramente un ciondolo molto completo che però può nel tempo essere programmato ulteriormente. Ci occupiamo comunque di tutto quello che è retaggio della nostra tradizione, la tradizione cabalistica, e quindi non di meno anche di quelli che sono, per esempio i sigilli. Qui, ultimamente abbiamo presentato delle tavole antichissime e che sono poco conosciute, poco diffuse, mentre, probabilmente togliamo il probabilmente, conoscono certamente, molta più diffusione i sigilli salomonici, ma anche le tavole di Mosè, che sono addirittura più antiche dei sigilli salomonici, servono proprio a entrare in contatto con le intelligenze divine che, sono preposte a governare alcuni ambiti della nostra vita. Quindi hanno scopo talismanico, hanno scopo propiziatorio, hanno scopo di riequilibrare quelle che sono le carenze astrologiche al momento della nostra nascita e, ovviamente ne esistono di svariati tipi. Se non avete idea o se non è chiaro quello che vi occorre, sicuramente un consulto professionale chiarirà a partire dall'indagine astrologica su quale aspetto probabilmente è prioritario lavorare. Bene, detto questo, vi ricordo comunque che appunto anche la ritualistica, sempre di estrazione ermetico-cabalistica, è parte di quello che sono i nostri servizi, ma soprattutto ancora di più, se già per i sigilli comunque vi invitiamo a non scegliere autonomamente perché magari potreste essere attratti da qualcosa che in realtà serve a propiziare per esempio una determinata area, ma non è che quella area che non vedete mai pienamente appagata è carente di sé, magari c'è qualcos'altro che è lì a impedire una realizzazione, un successo. Dunque è necessario appunto capire dove avete un blocco, un impedimento, così come per la ritualistica siamo estremamente scrupolosi e cerchiamo sempre di valutare tutto quello che concorre, no, nella realizzazione di alcuni eventi, alcuni episodi o alcune situazioni della vita e andiamo a cercare quello che è l'intervento più giusto o quantomeno quello che tiene conto di tutte quelle forze che sono in gioco in quel momento e che producono un risultato che probabilmente non è quello che desideriamo se ci muoviamo con la ritualistica. Vi ricordo però che un conto è agire prima per propiziare e quindi si ha un magnetismo in più quando si cercano di ottenere alcune realizzazioni e un conto è correre ai ripari quando il danno è già fatto. Dunque, siccome la ritualistica cabalistica ha tempi molto lunghi, perché sono dipendenti ovviamente dai tempi di manifestazione delle intelligenze divine più elevate, perché sono quelle dell'alto astrale, quelle che vengono evocate durante la ritualistica e non stiamo parlando dunque degli spiriti di Goetzia, non parliamo di spiriti che per quanto di alto rango appartengono comunque al basso astrale, ma di intelligenze divine di natura e qualità superiore, quindi non hanno l'impatto immediato che hanno altre forme di intelligenza divina e di altra polarità, che come può essere la polarità negativa per il caso dei demoni, ma ci occupiamo appunto di queste intelligenze divine di qualità e provenienti ovviamente da sfere e livelli di coscienza molto più distanti rispetto al piano astrale terrestre, pertanto i loro tempi di manifestazione sono più lunghi. La differenza dov'è? La differenza è che le forze della polarità negativa, dunque i demoni e queste altre intelligenze che non entro nel merito di giudicare bene e male, in quanto tutte le forze che concorrono nella manifestazione di questa realtà, di questo piano dell'esistenza, hanno una loro natura e dei loro compiti e scopi, quindi non sono buoni o cattivi, hanno dei compiti. Le forze di disgregazione devono permettere a ciò che non serve più di essere trasmutato in qualcosa di nuovo, dunque hanno comunque uno scopo e un compito. Così come le forze superiori si prepongono di costruire in modo equilibrato e armonioso secondo le leggi divine. Dov'è però il problema? È che
ovviamente le intelligenze della polarità negativa hanno una qualità disgregante, dunque chiedere la costruzione a entità preposte alla distruzione chiaramente non è il massimo. È come pretendere che qualcuno si innamori di noi con la forza, mentre è chiaro che si può per esempio utilizzare le intelligenze infere per, che ne so, stimolare desideri e pulsioni basse, okay, ma se volete un qualcosa di armonioso e luminoso dovrete pazientare perché le intelligenze divine più elevate chiaramente hanno altri tempi e un'altra modalità di azione e interazione con l'essere umano. Dunque questo è importante. Vediamo, scusate, c'è una testimonianza e questo ovviamente ci fa piacere anche per voi che imparate a conoscerci. Da quando il vostro ciondolo mi sento benissimo e orgogliosa di portarlo. Grazie del dono. Inoltre grazie per l'aiuto che mi avete dato per tutto. Tutto si sta sistemando come mi avevi detto. Grazie, bene, mi fa molto piacere ovviamente, grazie di cuore. Allora, bene, direi che dopo aver introdotto bene tutto, siamo pronti a rispondere. Vediamo un pochettino di rispondere a qualche domanda. Allora Roberta, io ti dico che ho provato a risponderti già l'altra volta, ma non c'eri. Dunque, ora ti do un'altra occasione. Vediamo se ci sei. Mi devi confermare se sei ancora con noi, se sei partecipe, e allora ti rispondo. Vediamo, altrimenti passo un'altra domanda. Ci sei Roberta? Vi ricordo che se scrivete la domanda e poi non restate lì, non avrete mai la risposta. Io continuerò a vedere magari la stessa domanda tutte le volte e voi a non avere. Ok, bravissima Roberta. Bene, allora, vediamo, chiede, dopo un periodo di blocco riuscirò a trovare un lavoro a breve? Sono del 27 gennaio 79. Benissimo. Allora, vediamo un pochettino per Roberta cosa ci dicono le sibille. Ok, pronti. Allora, beh, il taglio sembra intanto darci conferma che le sibille hanno capito benissimo la domanda, perché qua c'è margine per lavoro, per darsi da fare in tante direzioni. E sicuramente la carta dell'amore dà o preannuncia un periodo sicuramente foriero di novità e buone opportunità. Andiamo a vedere. Possono essere anche improvvise, vediamo un po'. Allora, Roberta, la linea del passato non è bruttissima, cioè è chiaro che chiude con una carta di preoccupazione, però sembra che comunque questo periodo di blocco sia stato vissuto non drammaticamente, ma forse non so se hai guardato verso posti lontani, c'è la prima carta che sembra proprio indicare magari qualche ehm, luogo lontano da casa, qualche altra regione o addirittura qualche altra nazione, magari per un periodo hai preso in considerazione quest'idea e mhmm, diciamo pure che ehm, con la carta della fedeltà, l'allegria, l'amica, ehm, è possibile che ci sia stata un'apertura, diciamo così, anche, di qualche progetto magari o di qualche cosa con qualche conoscenza. Però diciamo che, al presente c'è qualche resistenza in più.
Quindi se nella linea del passato comunque magari possono essere nate delle idee o parlando con qualche conoscenza, con qualche amica, c'è stato, come dire, qualche conferma o qualche sogno, qualche aspirazione anche legato magari all'estero, posti lontani, il fatto che chiuda con la malinconia dà l'idea di non essersi realizzato del tutto, o nemmeno in parte questo parlare, questo progettare o questo guardare lontano. Adesso c'è un po' di resistenza. Al presente compare un uomo un po' più giovane di te e, compare come un ostacolo, come qualcuno che, crea turbamento. Ora, se quest'uomo più giovane, è, un figlio o è un compagno, un fidanzato leggermente più giovane o un collega, qualcuno con cui, a avresti dovuto avviare un qualcosa, è possibile che sia una di queste figure, come pure è anche possibile che il riferimento sia a un lavoro umile, no, di gavetta, qualcosa per cui magari dovresti fare del praticantato, Quindi diciamo che c'è un po' di ostacolo. Potrebbe essere qualcuno intorno a te non proprio collaborativo, ecco, che magari, ehm, crea appunto turbamenti, no, ostacoli, non ti sostiene. Così come può anche essere che tu sia turbata all'idea di cominciare magari dal basso, Ehm, però vedi, nel prossimo periodo c'è qualche occasione che si muove un po', ma poco, perché sembra muoversi qualcosa, forse anche grazie all'aiuto di qualcuno, ma si blocca. Dunque, nell'immediato prossimo futuro, quelle situazioni che sembrano delle possibilità vanno a bloccarsi. Ma non è concluso ovviamente, è chiaro che ancora non c'è, come dire, uno sbocco immediato, ma falsità, casa, bambino parlano della possibilità da cogliere al volo, questa è una carta di opportunismo, ovviamente non va sempre letta come qualcosa di negativo, a volte bisogna essere pronti e raccogliere le occasioni che ci capitano. Quindi fatti trovare pronta perché è possibile che nasca un qualcosa, una situazione che potrebbe essere comunque magari a servizio presso qualcuno, oppure, c'è un'indicazione di un luogo come importante in questo lavoro che va a iniziare. Dunque c'è quest'occasione, magari è, non so, un albergo, un'attività ricettiva, un ristorante, oppure, una scuola, un ospedale, comunque c'è qualcosa, okay, che si muove non nell'immediato, ma successivamente e sarà una di quelle cose da prendere al volo. Allora, cosa c'è qui? Sicuramente c'è come dire, un colloquio e una prima diciamo così, una prima soddisfazione che vai a raccogliere. Il problema però è che non sarà duraturo, Dunque, attenta perché chiaramente c'è, come dire, anche la possibilità che qualcuno interferisca. Io non so, ma abbiam già visto qui che c'è qualcuno che offre resistenze invece che sostegno e qui non so, o viene richiesto nell'ambito in cui ti muovi, magari un titolo di studi diverso, perché c'è anche la carta dell'artista che spesso parla di studi, di approfondimenti, di eventuali concorsi, di colloqui con persone di un certo tipo che hanno in mano la conoscenza. Dunque si tratta di qualche contesto di questo tipo che però, vedi, va a chiudersi. Dunque, secondo me è l'indicazione di, un lavoro che comunque non è male, ma che non può essere svolto per un tempo più lungo,
di quello probabilmente legalmente, diciamo così, necessario, okay? Allora poi si vedrà in futuro Roberta, però diciamo che non nell'immediato, ma nel prossimo periodo, come ho detto, si comincia a muovere qualcosina. Qualcuno ti darà una mano, ma poi si blocca, oppure interrompe gli aiuti, ma sarà questa occasione da cogliere al volo. Io direi che è già un qualcosa, visto che sei ferma da un po' e quindi, è un po' un modo per smuovere le acque, le situazioni. Allora, vediamo un po'. Questa sera sono qui un po' io, volevo vedere, di rispondere a qualcuno a cui non ho ancora dato risposte, proprio per permettere anche ad altre persone di conoscermi. Prego Roberta, vediamo un po'. Mi sembrano tutti nomi familiari, però vediamo, questa penso di non averla mai risposta. Simo. Allora, buonasera, quali intenzioni ha Giuseppe, 23 dicembre 73, verso di me Simona, 3 luglio 71? Allora, adesso Simona mi confermi di essere ancora presente, di essere fra gli spettatori? Ma allora, scusami Simona, arrivo subito, spero che tanto tu ci sia. Allora, guarda, io non so neanche chi sei, dovete autorizzare StreamYard, se non autorizzate, ha voglia che mi dite che non vi rispondo, sono io che dico non mi ascoltate. Autorizzate StreamYard, lì da Facebook, dal gruppo da cui stiamo trasmettendo, nella schermata del post, ok? Quando avrai autorizzato StreamYard e avrai messo il tuo nome, la tua data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, non vieni a lamentarti, ma vedrai che avrai la tua risposta. Allora, dunque, la Simo ha detto che c'è, vado a recuperare la sua domanda e riprendo da lei. Vediamo un po' le intenzioni di Giuseppe, 23 dicembre del 73 verso Simona, 3 luglio 71. Allora Simona, visto che sei qui, brava, dimmi per favore se vi state frequentando, se lui è single, se è impegnato, cioè dammi questi dettagli per aiutarti, perché che a me servono, non mi interessa, sono cose della vostra vita. Sono qua però per rispondervi, così almeno vediamo un po' se c'è qualche figura, di capire che ruolo gioca nel contesto. Allora, e vediamo intanto che le intenzioni di Giuseppe. Ma, guarda, il taglio è eccezionale, speriamo si mantengano così anche in tutta la stesa, perché lui sembra comunque, vedi, il domestico, l'uomo più giovane del consultante. L'imeneo L'imeneo è qualcosa di, cioè non sembra, essere venuto a passar del tempo, almeno non dal taglio. Poi è chiaro, le intenzioni sono una cosa, la piega che prende poi il rapporto è un'altra, non necessariamente saranno la stessa. Poi magari per fortuna o per impegno, per buona volontà si va poi proprio in quella direzione, però. Allora, cosa si vede qui? Beh, guarda, nella linea del passato, io adesso non so, Simona, se hai messo altri dettagli. Siamo liberi entrambi, mai sposati, però ci sentiamo solo per telefono. Okay, benissimo. Allora, okay, non vi siete mai sposati, però guarda che nella linea del passato compare una pesante interferenza, non necessariamente fra voi, potrebbe essere nella tua vita o nella sua. Pesante nel senso che probabilmente, partiamo da una questione di interessi, potrebbe essere un legame che uno di voi 2 ha costruito nel passato e che magari è andato avanti più per interesse, per un vantaggio di qualcuno, no, e che non è stato, facile né da gestire e, dal quale allontanarsi, perché comunque la carta della nemica
una situazione o descrive un qualcosa di pesante, okay, di un pericolo o di qualcuno che ci colpisce alle spalle, presumibilmente, però di fatto costanza, fortuna parla anche di un superamento molto positivo di questo pericolo. Va bene, dunque io non so tu, lui, qui si capisce poco chi dei 2, si capisce però che qualcuno ha provato a fare danno, ma non ci è riuscito. In questo momento sì, bambino, conversazione, dispiacere, belvedere, quindi l'idea è che lui non è che stia calcolando come per esempio può dare l'indicazione della carta del mercante, che è un calcolo di vantaggi pro contro, e però che lui si è messo lì e guarda. Dunque non mi sembra che abbia una particolare idea a questo punto della situazione, ma è sicuro che si trova comunque bene a parlare con te, probabilmente, si sta costruendo, vedi che c'è l'inizio di un qualcosa che al momento è bello, va curato, va, accudito, qualcosa che, comunque sta creando un clima di fiducia, ehm, quindi c'è, come dire, un'apertura. Vi state raccontando e probabilmente vi state raccontando anche cose, che hanno portato sofferenza nel vostro passato. Diciamo che la carta del dispiacere può anche indicare magari che in alcuni momenti, in alcuni frangenti, non necessariamente si parla di un qualcosa che ci ha fatto soffrire, ma magari si dice un qualcosa che inavvertitamente fa soffrire. Però diciamo che in questo momento c'è comunque un'aspettativa favorevole. Ora, lui sacerdote, morto e ammalato, diciamo che, visto che dobbiamo rispondere alle intenzioni o guardare quali sono le intenzioni di lui, devo dire che è un po' così, un po' sicuramente la carta del sacerdote è una carta di legalità, okay, quindi, in ogni caso dà l'idea di una persona che ha intenzione di fare le cose giuste, mh. Ma chiaro, giuste ovviamente dalla sua prospettiva, non necessariamente questo senso di giustizia può essere lo stesso anche dalla tua. Dunque nel voler fare la cosa giusta, diciamo che può sembrare in certi momenti un po' freddo, un po' distaccato e questo in effetti può causare comunque un qualche cambiamento di qualche tipo, se non che magari, essendo una carta di giustizia abbiamo detto, e quindi anche di giudizio, magari ci possa essere un momento in cui, mhmm, magari viene espresso un giudizio erroneo rispetto a quelle che possono essere i suo le sue, idee o le sue intenzioni. Dunque, attenzione a non fare troppo in fretta il punto della situazione, perché comunque sembra che ci sia un momento, una fase dove questo rapporto che si sta costruendo subisce un cambiamento e quindi di conseguenza anche lui. Questo lo turberà un po' e lo porterà di fronte a una decisione, perché probabilmente capirà che tu vuoi cioè vuoi insomma, capire dove andate a parare, dove vi porta questa relazione. Quindi lui avrà un momento mia cara, che nel prossimo periodo potrebbe darti l'idea di essere, ehm, così molto tentennante, molto dubbioso, eppure abbiamo una conferma, nel senso che superata questa indecisione evidentemente prenderà una decisione buona per la relazione, per il rapporto. Dunque sembra proprio che avvenga quel passo in più. Potrebbe essere che, invece di sentirvi e basta, deciderete di passare al passo successivo e dunque potreste avere questo primo incontro e da qui sancire qualcosa, okay? Allora, cosa c'è nell'esito?
vecchia signora, deliranti, leggerezza, sospiri. Allora, beh, devo dire che mhmm, qui potrebbe voler dire un po' di cose. La prima, ad esempio, potrebbe indicare un'interferenza, che non è più però un'interferenza pesante come nel passato, però diciamo che, essendo già uscita la carta della nemica, non è detto che le sibille non cercassero di mettere in guardia poi anche per l'esito, per il futuro, però potrebbe indicare appunto una ex, oppure potrebbe indicare una madre, non che uno ne abbia più di una normalmente, però una figura materna e che probabilmente, diciamo così, creerà confusione o sarà confusa da cosa? Dunque, o è una ex oppure l'indicazione, come stavo dicendo, è, della donna più grande. Siccome in questo caso tra te e lui c'è un piccolo scarto d'età, ma sei tu quella un po' più grande, potrebbe anche indicare che sarai tu che poi entrerai in uno stato di confusione su come gestire questo rapporto che effettivamente mantiene una prevalenza scritta o telefonica o comunque virtuale e quindi vedi che c'è una confusione legata alle lunghe distanze o comunque alla distanza e allora è come se il rapporto dà quell'occasione, dà quel coso in più e sembra, scatenare o nascere un interesse, un coinvolgimento sentimentale, come vedi anche un sì, l'ho detto, uno scatto in più, un qualcosa in più, una conferma, una realizzazione, ma c'è questa confusione che tu avrai legato alla distanza, quindi probabilmente prenderai poi le distanze, perché non sarà probabilmente tanto semplice gestire un rapporto così. Ma attenzione, non è che vedo una chiusura o una rottura, in ogni caso vedo te come protagonista di questo allontanamento, Allora, bene. Allora Simona, ti ho risposto, adesso vediamo allora io non posso rispondere a questa Facebook user, ho detto dovete mettere l'autorizzazione a StreamYard perché pubblichi i vostri commenti. Dunque purtroppo Facebook ha questo limite, però ci sono persone che arrivano da Facebook, come per esempio Simona a cui ho appena risposto, che hanno fatto questo passaggio e dunque sono in grado di rispondere. Allora andiamo a pescare Anna, vediamo un po' che aveva pubblicato la domanda e vediamo un po'. Buonasera, vorrei sapere se vedi un contatto da parte di Domenico, 19 marzo. 19 marzo è del 67 anche lui? Perché non hai messo l'anno. E poi dimmi Anna, sei qua? Sei presente? Aspetto la conferma di Anna. Vediamo se Anna risponde, altrimenti, visto l'orario, magari riprenderemo venerdì. Allora, campo libero. Ti prometto che se torni venerdì ti rispondo. Va bene? Perché avrei sicuramente scelto te, perché ho letto la tua domanda. Allora, va bene, io per questa sera chiudo qui, sono praticamente le 10, campo libero, venerdì 21:15 e ti rispondo. Sono una persona di parola, dunque se ci sarai ti risponderò.
Grazie a tutti per aver partecipato a questa diretta e vi ricordo appunto mercoledì alle 18 la diretta col Marietto Veneziano, venerdì 21:15 la diretta con me sempre su questi canali. Grazie a tutti, buona serata.